Oggi è giovedì 25 giugno 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 25 giugno 1967. In serata, sul programma nazionale della RAI, all'epoca unico canale televisivo italiano, va in onda la trasmissione Il nostro mondo. La serata prevede la trasmissione di eventi che si svolgono in diversi paesi del mondo. Si tratta infatti del primo programma televisivo della storia trasmesso in mondovisione. Il programma prevede servizi in diretta dai 5 continenti, trasmessi via satellite. Quelli scelti per l'Italia sono un'esibizione dei fratelli Piero e Raimondo d'Inzeo, olimpionici di equitazione, che si svolge nel centro ippico di Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano, e le riprese del film Romeo e Giulietta, che il regista Franco Zeffirelli sta girando a Tuscania, in provincia di Viterbo. Si calcola che il programma venga seguito da 350 milioni di persone, con il titolo di Our World, in 26 nazioni. 6 paesi dell'Europa dell'Est non aderiscono, boicottando l'iniziativa come forma di protesta per la guerra dei 6 giorni, condotta da Israele contro Egitto, Siria e Giordania. Per il Regno Unito il collegamento avviene dagli studi di Abbey Road, a Londra. Qui si esibiscono i Beatles, che cantano per la prima volta All You Need Is Love, canzone commissionata loro per l'occasione dalla BBC. Alla band l'ente britannico aveva chiesto di realizzare una canzone contenente un messaggio semplice, che fosse comprensibile in ogni paese e che non potesse essere equivocato. E il messaggio che i Beatles danno è facilmente comprensibile e destinato ad avere un successo imperituro, ovvero che l'amore è tutto. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.